La mia decisione è stata assolutamente di stupore, poi per il resto è ancora una situazione da comprendere bene in tutte le sue sfumature, per cui io non mi sento di esprimere al momento nessun commento. Non è un semplice no comment quello di Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega, all'indomani della decisione di Sonia Brescaccin, la leghista trevigiana più votata dopo Zaia, di aderire al gruppo misto del Consiglio regionale e non al gruppo della Lega, un colpo di scena che potrebbe avere delle conseguenze per la diretta interessata. Coin non si sbilancia, ma dice di chi sarebbe la competenza. Stiamo parlando comunque di un consigliere regionale, per cui io ritengo che sia la segreteria regionale che debba fare tutte le considerazioni del caso. Del resto, lo statuto della Lega all'articolo 32 parla chiaro: l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega per Salvini Premier da parte di soci eletti alla carica di parlamentare, europarlamentare, consigliere, presidente di provincia e sindaco determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali, a meno che non vi sia una preautorizzazione. Insomma, più che un'espulsione scatterebbe una scomunica late sentenze. A questo punto bisogna capire se Brescaccina abbia ricevuto nulla osta dai vertici del partito e quindi dallo stesso Stefani, oppure abbia agito in completa solitudine. Lei stessa, ospite a Focus, dice di voler rimanere in Lega, ma sembra non sciogliere la ragione profonda di quello che è comunque uno strappo. Conosco lo statuto, ho rispetto del mio partito e delle sue regole e la mia posizione non è una posizione di comodo. Io comunque potevo sedere nei banchi del gruppo della Lega e stare tranquillamente nel gruppo della Lega, quindi lo faccio dal gruppo misto, potendo incidere ancora più maggiormente, insomma, a favore di quelli che sono gli obiettivi per i cittadini. Sonia Brescaccina diventa automaticamente capogruppo del gruppo misto, che al momento ha solo lei come componente, partita dei capigruppo che al Ferrofini si apre giovedì e che vede in pole position quasi tutti i trevigiani: Szumski per Resistere, Borgia per Fratelli d'Italia, Barbisan Lega, Partito Democratico, Giovanni Manildo e poi ancora Nicolò Rocco, Uniti per Manildo, e Rossella Cendron, Liste Civiche. Amplain trevigiano dopo che la giunta ha spostato l'asse della politica regionale lungo l'asse Padova-Verona.